poi c'è la sicurezza nelle scuole, non tanto per gli edifici scolastici stessi, ma per la questione proprio del rispetto della legalità. Se i ragazzi magari sono bravi a rispettare le regole, il distanziamento, l'uso delle mascherine, il gel igienizzante e quanto altro ancora, e in passato sono successi purtroppo degli episodi non edificanti, sempre all'interno o all'esterno dei plessi scolastici, tali per cui polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale sono dovuti intervenire. Interverranno nuovamente per cercare di contenere, eliminare impossibile a contenere la piaga della diffusione delle sostanze stupefacenti. Tra altre cose, nei mesi scorsi ci sono stati dei vertici in prefettura, si è deciso anche di potenziare il sistema di videosorveglianza laddove magari sono state rilevate le maggiori criticità. Io non dirò per motivi vari, ma stamattina ero anch'io in giro di buon'ora alle 8:30 e vedere ragazzi all'esterno della scuola col bar vicino che già alle 8:30 consumano long drink mi ha fatto un po' specie, caro Raffaele Padrone. Ripeto, non dico dove e come, ma quando era oggi alle 8:30, però mi ha fatto veramente specie, ragazzi di 16-17 anni con il long drink in mano già consumato, quindi vuol dire che avevano cominciato a bere come minimo alle 8 meno un quarto. Allora andiamo con il vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato, dottore, ben ritrovato. Grazie ovviamente. Grazie per essere nuovamente in nostra compagnia. Attenzione alta, perché se è vero che l'inizio dell'anno scolastico è cominciato già un po' zoppicando per effetto Covid, banchi, mascherine, gel e quant'altro, attenzione però anche poi a consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti. Beh, lei ha toccato un tasto molto delicato, insomma, qua ci preoccupiamo di misurare la febbre ai figli prima di andare a scuola e poi magari prima dell'ingresso e il suono della campanella, come lei stesso ha potuto verificare, ci sono e si verificano questi casi dove i ragazzi, purtroppo, è un dato di fatto, sono già con il bicchiere in mano, con superalcolici, non con la Coca-Cola o l'aranciata. Questo è un dato di fatto perché insomma vedete che negli anni lei che dirige la televisione ha sempre sentito parlare di controlli del sabato sera, sono scaturiti proprio a causa di numerosi incidenti procurati da questi ragazzi che minori che si mettono nei bar dalla mattina, ma veramente è un problema veramente sociale molto alto, molto sentito. È chiaro che poi si tramuta e si conclude con i famosi incidenti alla sera che sono gravi e poi piangiamo vittime veramente di giovane età. Ripeto, i genitori noi li costringiamo a misurare la febbre, poi questi si trovano invece a misurare il grado alcolico al bar prima dell'ingresso a scuola. Noi abbiamo istituito da sempre la polizia durante il periodo dell'anno scolastico è presente non solo con i colori d'istituto così chiamati, quindi non in divisa, ma anche in abiti civili, quindi faccio appello e attenzione ai ragazzi, quei pochi ragazzi che magari possono seguire la nostra trasmissione a quest'ora, però sappiate, avvisiamo i genitori che non incorre solamente il gestore poi eventualmente nella chiusura per aver somministrato bevande alcoliche a ragazzi minori, ma anche i ragazzi vengono segnalati. Poi c'è l'uso della droga, io tanto tempo fa dissi che c'è un'escalation della droga, era un reato, era un uso che a Pordenone, nella nostra provincia, era stato debellato, ma purtroppo abbiamo avuto tanti episodi e tanti fermi, tanti controlli ci portano a constatare che anche in provincia l'uso, l'utilizzo e la droga sono aumentati. Direi che in particolare nelle scuole ultimamente lei l'ha
ne ha parlato in premessa. Ci sono stati, unitamente anche chiaramente al sindaco e quindi alle istituzioni comunali, c'è stato nell'ambito del comitato dell'organizzazione sicurezza pubblica che viene effettuato presso la prefettura costantemente ogni settimana, si è discusso di questo fatto. Fortunatamente abbiamo trovato anche un'amministrazione comunale in questo momento che è molto vicina alle problematiche sociali ma anche a quelle delle istituzioni, perché in mancanza di quel personale che può e comunque garantisce un controllo H24 nelle strade del Pordenonese e in città, direi che l'utilizzo delle telecamere ci stanno dando molto risultato. Quello che sta succedendo a partire da questa mattina, voglio ricordare, la questura di Pordenone ha adoperato dei sistemi di sicurezza per Pordenone Legge, che è un evento internazionale. Ha adottato dei sistemi importanti. Per chi non è ancora sceso in piazza ma scenderà in piazza in questi giorni fino a domenica, noterà che ci sarà anche un reparto a cavallo, ci sarà il controllo dall'alto di un elicottero, abbiamo fatto intervenire i famosi UOPI, questa parola che a lei piace tanto, ma un'unità operativa, unità operativa di pronto intervento per la sezione anticrimine, e quindi un potenziamento, ecco, che a Pordenone in questi giorni il questore di Pordenone ci tiene a queste iniziative internazionali, ma ci tiene che vengano svolte a livello di sicurezza. Sì, soprattutto per un livello di sicurezza. È chiaro che già il Covid quest'anno ha rovinato questa manifestazione, ma tutte le altre manifestazioni importanti che si sono svolte e si dovranno svolgere all'interno di questo periodo di emergenza, però è giusto anche che la sicurezza non venga a mancare. Purtroppo gli uomini, ripeto, che noi abbiamo messo a disposizione in campo, perché all'interno di quello che si vede sappiate che esistono tutti dei servizi importanti che stanno ai confini con questa manifestazione, che sono tutti quei sistemi di sicurezza, di scorta per le personalità che devono arrivare a Pordenone e saranno presenti agli eventi. Quindi credo che ci sia uno spiegamento di forza che avevamo visto, qualcuno poi l'ha anche criticata. Io mi ricordo l'anno scorso, il giorno dopo, Pordenone, se si ricorda direttore, Pordenone in assetto di guerra per la manifestazione. Beh, insomma, spero che queste cose finiscano, no? Mi pare che è come una cosa già vista, rivista, che ogni 25 c'è quelli che cantano Bella Ciao, ormai l'ho imparato a memoria anch'io, Bella Ciao, fischi, mentre quello parla, uguale. Bene. 35 anni di polizia, sempre quelle sono. Allora cerchiamo di evitare, vogliamo fare le manifestazioni belle internazionali a Pordenone, se andate a Roma e andate a Milano, questi Certo. sistemi di sicurezza vengono fatti giornalmente, quindi Grazie. credo che dobbiamo invece pensare di poter andare in piazza a vedere l'evento stando in sicurezza, perché la polizia e le forze dell'ordine a Pordenone funzionano. Raffaele Padrone, Grazie a voi. vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato, grazie ancora, ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Senz'altro, grazie a lei. Covid-19 a pochi giorni dal voto, vediamo l'andamento della situazione in Veneto, tamponi gratuiti per chi sarà impegnato nei seggi.